Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento quotidiano di aggiornamento per l'emergenza coronavirus. Anche oggi non abbiamo avuto comunicazione fortunatamente dei nuovi casi positivi e il decorrere della malattia per la persona che è risultata positiva, diciamo che sta andando tutto quanto bene, nel senso non ha mai avuto grossi problemi, è sempre stata in sorveglianza domiciliare a casa ed è in fase di guarigione che insomma ci fa ben sperare anche per il futuro. Poste ha deciso un'apertura straordinaria, quindi l'ufficio postale è rimasto aperto tutta questa settimana, rimane aperto fino a sabato, anche quello di Oca. Per la prossima settimana speriamo di riuscire a darvi degli aggiornamenti domani, perché insomma siamo ancora in attesa di notizie. Per quanto riguarda invece un'altra buona notizia è il ponte in barca di Santa Giulia. Finalmente sono stati conclusi i lavori previsti, è stato fatto anche il collaudo della parte appaltata dal comune di Portotolle, quindi adesso questo importante manufatto di collegamento è aperto al transito, il che è anche questo un po' un segnale che ci fa ben sperare di un ritorno alla vita normale che ci aspettiamo tutti quanti dopo Pasqua, insomma magari graduale quando si voglia, però almeno è un piccolo segnale di ripresa delle quotidiane attività di tutti i giorni. Continua in questi giorni l'attività di distribuzione da parte della Protezione Civile, che ringrazio ancora i volontari, per quanto riguarda le mascherine. Ieri è già stata completata parte della zona marina, stanno andando avanti ancora adesso. Pubblicheremo poi successivamente sulla pagina Facebook e poi anche sul sito l'elenco delle vie che sono già state completate in questi giorni, quindi questa qua è la consegna che riguarda per arrivare al numero adeguato di una mascherina per ogni componente del nucleo familiare. Quindi, come vi ho già detto, attualmente sono state consegnate, magari una famiglia di 4 persone, sono state consegnate 2 mascherine, perché è quella disponibilità che avevamo. Adesso sono arrivate le altre mascherine, quindi verranno consegnate le altre 2 con questo giro qua. E quindi dopo vi pubblicheremo l'elenco, se magari vedete nella vostra via che è segnata sull'elenco, però non vi è stata recapitata a casa, può essere anche perché gli operatori non vi hanno trovato in quel giorno lì, quindi si segnano i civici a cui non vengono fatte le consegne e poi vi passeranno successivamente. Però vi dico, cerchiamo di darci una mano tutti quanti, quindi se potete rimanete a casa il più possibile, limitate al minimo gli spostamenti sopra e sopra, questo non mi stancherò mai di dirvelo, e soprattutto aiutiamo anche i volontari che ci stanno dando una mano a chiudere quello che è il loro lavoro. Nel pomeriggio i volontari saranno a Mazzorno per la distribuzione, mentre questa mattina stavano facendo alcune vie di taglio di po'. Per quanto riguarda invece i buoni spesa per i beni alimentari, abbiamo finito di approntare tutti i regolamenti, quindi creare tutto il pacchetto necessario. Domani scade il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per le ditte, per i commercianti, per le attività che sono disponibili a entrare in questo progetto. Oggi invieremo tutto il materiale anche ai consiglieri comunali, perché possono valutare il materiale fatto, dare anche dei suggerimenti per eventuali modifiche o integrazioni, in modo che se anche non è possibile fare un atto di consiglio per l'approvazione, che faremo comunque un atto di giunta, ci sia almeno l'avallo di tutti i consiglieri comunali, come è giusto che sia. Chiudo con una nota positiva per Maria Teresa Casellato, una colonna storica del nostro comune che ha finalmente raggiunto la pensione. Approfitto di questo momento per salutarla, purtroppo non siamo riusciti a salutarla adeguatamente in questa emergenza, ci rifaremo poi quando sarà finito tutto quanto, e quindi la saluto, le auguro tutto il bene possibile per questo importante traguardo che ha raggiunto, ormai lo definiamo così ogni volta che una persona va in pensione, e un grosso in bocca al lupo per questa sua nuova vita che l'aspetta da pensionata. Quindi ciao Maria Teresa, divertiti anche se il momento non è dei migliori, e in bocca al lupo per tutto. Vi ringrazio cari concittadini, ci vediamo domani per il nostro consueto appuntamento. Grazie a tutti.